non sono dei chiacchieroni. I veri riformisti sono realisti nella possibilità dell'azione, ma arditi nell'immaginare il futuro. Quando nel 1962 il padovano Luigi Gui dà attuazione alla riforma della scuola media pubblica, rimuove uno dei più potenti fattori di diseguaglianza nella società italiana, quelli che condannava un bambino uscito dalle elementari a scegliere il futuro della propria vita. Se avrebbe avuto diritto a un'istruzione superiore, non si doveva già indirizzarsi verso quello che si chiamava l'avviamento professionale. Cui fa questa riforma, ma deve vincere resistenze diffuse nel mondo della scuola, che c'era chi pensava che questa, come dire, banalizzazione della scuola media avrebbe peggiorato la preparazione degli studenti che avrebbero potuto proseguire gli studi al liceo. C'era l'opposizione e il conservatorismo anche nel mondo dei pedagoghi, e anche le stesse famiglie non è che capissero bene la rivoluzione che si apriva. Però la riforma fu fatta perché c'era un pensiero, e Gui capì che non bastava fare la legge, che la legge andava applicata e non si poteva applicarla contro il mondo della scuola, non si poteva applicarla contro gli insegnanti, e quindi organizza l'organizzazione degli studenti, dei docenti delle scuole medie, che diventano il fattore di inveramento di questa riforma, l'associazione dei genitori, circoli pedagogici i più avanzati che sostengono la riforma, nuove riviste di pedagogia scolastica. E questi sono i riformatori. Allora, perché è valido questo titolo assegnato da Dino Bertocco? Perché diciamo che questo cambiamento d'epoca occorre vedere anche il fallimento dei due filoni di pensiero che hanno orientato la seconda metà del Novecento e i primi anni di questo nuovo secolo. E il fallimento di un ottimismo liberista ed individualista, anche qui mi dilungo, insomma, capite il concetto. Il mondo che si è presentato è quello di un'economia della dissipazione, di una finanziarizzazione dell'economia, di una dimensione globale non regolata da parte della finanza, che gioca le speculazioni nei beni più differenziati, dalle materie prime ai metalli, ai prodotti alimentari. E d'altra parte non c'è stata un'adeguata elaborazione di pensiero da parte della sinistra, del fronte progressista. Finito il compromesso socialdemocratico del secolo d'oro, anche noi ci siamo un po' illusi che il mondo andasse avanti aggiustando automaticamente le cose.